musulmane chiedono all'insegnante di lettere che i loro figli non studino la Divina Commedia di Dante, giudicata offensiva per l'Islam. Accade in una scuola media trevigiana. La banda del Tombino è tornata a colpire negozi, bar, sale slot, aziende, furti in serie nella notte. In un video il malvivente che sferra colpi contro la vetrata e fa irruzione nel locale. Violenta lite a Zero Branco tra padre e figlio. Il genitore impugna un coltello e minaccia il ragazzo, poi mette le mani addosso ai carabinieri, immobilizzato e arrestato. Grandinata nel quartier del Piave all'indomani del nubifragio che ha allagato Conegliano, dove si contano i danni e sono ancora al lavoro 160 volontari della Protezione Civile. Il Giro d'Italia attraversa la Marca, da Valdobbiadene a Zero Branco, passando per Treviso. In Viale della Repubblica qualcuno getta dei chiodi sull'asfalto poco prima del passaggio, indaga la polizia. Il punto su diminuzione dei posti letto e carenze d'organico nell'ULSS 2, CGIL all'attacco sullo sbilanciamento tra pubblico e privato, immediata la replica del direttore generale Benazzi. Gran concerto per i bimbi di pediatria promosso dall'Associazione Per Mio Figlio, l'Odissea di Spresiano si trasformerà in teatro, ospite d'onore il tenore Grollo. Eccoci in diretta, buonasera, ben ritrovati, edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3 e dunque lo avete sentito, il caso che arriva da una scuola media trevigiana, 2 famiglie musulmane chiedono e ottengono dall'insegnante di lettere che i loro figli non studino la Divina Commedia di Dante perché evidentemente contiene qualcosa che ritengono offensivo. Sentiamo il servizio della nostra Francesca Bozza. Divina Commedia non compatibile con la religione musulmana. Sarebbe questo il motivo che avrebbe spinto le famiglie di 2 studenti di una scuola media trevigiana a chiedere che i loro figli non studino il poema dantesco. Tutto inizia quando in classe arriva il momento di affrontare Dante e i suoi scritti, ad iniziare proprio da quella che è considerata la più grande opera scritta in lingua italiana e uno dei maggiori capolavori della letteratura mondiale. L'insegnante invita gli studenti che non seguono le lezioni di religione cattolica a scrivere sul diario una nota con la quale viene chiesto ai genitori di esprimersi sull'opportunità che i loro figli affrontino o meno lo studio della Divina Commedia e di altri componimenti che abbiano riferimenti religiosi. Alla lezione successiva arriva la risposta delle famiglie. 2 di loro comunicano la propria contrarietà, pertanto i ragazzi vengono esonerati dalle spiegazioni sul viaggio di Dante tra inferno, purgatorio e paradiso. Per loro nessuna interrogazione o verifica sulla Divina Commedia, ma lezioni parallele su Boccaccio. La richiesta dell'insegnante sarebbe nata per evitare problemi, già accaduti in passato, con famiglie di fede religiosa diversa da quella cristiana che si erano opposte allo studio in classe dell'opera del sommo poeta. Va detto che non è la prima volta che la Divina Commedia si trova al centro del dibattito. Qualche anno fa, infatti, in Olanda e in Belgio, l'opera dantesca venne ritradotta per non offendere i cittadini di fede musulmana. E può sicuramente urtare la sensibilità dei musulmani il fatto che nell'inferno, nel 28° canto, Dante ponga Maometto, Dante incontri Maometto perché lo considera un seminatore di discordie, perché Dante dà credito, dimostra di credere a una leggenda nata probabilmente in ambiente crociato, che non ha nessun fondamento di verità, ma per la quale Maometto sarebbe stato addirittura un prete cristiano che poi, come dire, che non è riuscito a far carriera, che si è arrabbiato per questo e quindi avrebbe, come dire, fondato questa nuova religione. Quanto accaduto nella classe trevigiana sicuramente è destinato a far discutere e ad aprire un confronto all'interno del mondo scolastico italiano sempre più multiculturale. È sempre il solito problema dell'accettare il punto di vista degli altri, da tutte e 2 le parti. Così dunque in questa scuola media, caso che farà senza dubbio discutere. Adesso torniamo alla cronaca perché la banda del Tombino è tornata a colpire furti in serie nella notte tra Villorba e Spresiano. In un video il malvivente che sferra colpi contro la vetrata e poi fa irruzione nel locale. Armato di tombino, il malvivente con il volto travisato sferra una serie di colpi fino a mandare in frantumi la vetrata dell'ingresso del Max Style, un negozio all'ingrosso a Villorba. Poi riesce a fare irruzione e rubare i soldi dalla cassa. Tra il denaro e i danni abbiamo perso, ci dicono, sugli 8.000 euro. È tornata a colpire la banda del Tombino dopo i furti messi a segno tra il 16 e il 17 maggio ai danni di una palestra e di un negozio di autoricambi. Raid la notte scorsa tra Villorba e Spresiano. Il titolare di questa Sara
slot preferisce non farsi riprendere, ma ci racconta quanto è accaduto. È arrivato un personaggio che col tombino ci ha buttato giù la vetrata, è entrato dentro in sala e fortunatamente è entrato solo nella zona bar, cioè non ha distrutto nessuna slot, nessun cambiamonete e via dicendo, ci ha solo esclusivamente portato via i soldi che c'erano dentro la cassa bar, che sono 50 euro all'incirca. Sono più i danni alla porta che il bottino in questo caso, ci dice. I ladri hanno messo a segno furti in serie, lo stesso modus operandi. Hanno sfondato le porte vetrate d'ingresso di varie strutture servendosi del tombino. Una volta all'interno dei locali hanno rubato per lo più denaro contante custodito all'interno dei registratori di cassa. Il danno complessivo è in corso di quantificazione. Nel mirino dei malviventi a Villorba 2 ditte, Electroself e Max Style, e in un bar il Caffè Verniano, ma anche un'incursione in una sala slot a Spresiano. I carabinieri della compagnia di Treviso hanno effettuato i sopralluoghi presso le strutture in via Verdi, via Marconi, via della Cartiera Villorba e via Tiepolo a Spresiano. Ora gli investigatori sono al lavoro per raccogliere utili riscontri che consentano di identificare l'autore o gli autori dell'incursione notturna. Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. A Zero Branco invece una violenta lite tra padre e figlio, spunta un coltello, è stato necessario l'intervento dei carabinieri. In evidente stato di alterazione causato da un mix di alcol e psicofarmaci, un uomo ha iniziato ad inveire contro il figlio ventenne. Ne è nata una lite violenta fino a quando è spuntato anche un coltello da cucina. L'uomo, 47 anni, ha minacciato il ragazzo, tanto che lo stesso giovane, impaurito dall'atteggiamento aggressivo del papà, ha chiamato un amico per chiedere aiuto. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri sul posto. Sono giunti in pochi minuti i militari dell'Arma della stazione di Zero Branco. L'uomo era ancora in stato di alterazione, tanto da aggredire 2 carabinieri, prima li ha minacciati e poi spintonati, rendendo necessaria la sua immobilizzazione forzata. Il 47enne è stato arrestato per resistenza pubblica ufficiale. Oggi in tribunale l'arresto è stato convalidato ed è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di firma. Il procedimento nei suoi confronti è stato aggiornato al 20 giugno, giorno in cui verrà giudicato con rito abbreviato. L'allarme maltempo intanto, allarme che prosegue in queste ore, così come gli episodi intensi. Queste immagini le vedete di vento, nubifragio, grandinate arrivano dall'Alta Marca, che ha rivissuto momenti di apprensione dopo le piogge torrenziali e la fitta grandine che ieri pomeriggio hanno improvvisamente imbiancato e allagato Conegliano. Siamo a Pieve di Soligo. La grandine si è abbattuta dunque oggi sul quartier del Piave. Le immagini vi mostrano, l'avete visto, strade imbiancate, l'asfalto ricoperto e l'acqua che scorreva copiosa ai lati della strada, quindi un altro fenomeno intenso con conseguenze fortunatamente minori rispetto a quelle che si sono registrate a Conegliano ieri e che vi abbiamo mostrato. Proprio a Conegliano noi torniamo insieme al nostro Alessio Conforti. Oggi l'avvio della conta dei danni perché ha subito allagamenti a scantinati e garage. In città erano impegnati nelle fasi più critiche 160 volontari della Protezione Civile. È una cosa indescrivibile perché arriva in poco tempo, scarica tanta acqua in poco tempo e come è arrivata sparisce, come oggi abbiamo già il sole e siamo con le strade asciutte, con le case che speriamo in poco tempo riescano a asciugare anche quel minimo di acqua che gli è rimasto. Questo è il sentimento di oggi a Conegliano, città che dopo la recente grandinata si ritrova a fare la conta dei danni, soprattutto per gli allagamenti in diverse zone del territorio. 160 i volontari della Protezione Civile impegnati nelle aree più critiche. Abbiamo lavorato in sinergia con i Vigili del Fuoco e grazie alla provincia di Treviso che ci ha mandato 2 idrovore siamo riusciti per mezzanotte di ieri sera a risolvere tutti i problemi che ci sono stati su Conegliano. C'è qualche cittadino che ha dei problemi, deve chiamare l'ufficio tecnico del comune di Conegliano e poi i tecnici del comune valuteranno se mandare la squadra di reperibilità che abbiamo come comune di Conegliano oppure far intervenire i Vigili del Fuoco, però è una cosa che farà l'ufficio tecnico del comune. Il fortunale ha colpito anche San Vendemiano con interventi in via Mare e via Nazario Sauro. La bomba d'acqua ha provocato a Lipsia Pittoni un allagamento sul pavimento delle officine di circa 2 centimetri e lievi infiltrazioni nel controsoffitto. Al Cerletti un albero è stato sradicato dal cortile dell'Istituto Agrario, frane diffuse lungo la provinciale 36 nel tratto da Combai fino a Guia e poi numerosi arbusti e detriti sulle arterie.
della provinciale 1 a Maser. A Conegliano in via Friuli al condominio Monticano l'acqua nei garage era arrivata a 1,80 m di altezza. Ieri sera attorno alle 21 i lavori di prosciugamento erano terminati e questa mattina per i residenti era iniziata la conta dei danni. Raramente da queste parti si erano viste cose simili. Qui non ho mai visto tanta acqua, siamo da un po' di anni qui, però una cosa del genere mai vista. È stata questa bomba d'acqua probabilmente, ha intasato tutto. Qua c'era praticamente una spiaggia, si era fatta una battigia di grandine che veniva qui, tutta davanti all'ingresso. Qui a Conegliano mai visto, al massimo in TV, ma qui in zona assolutamente no. I fiumi d'acqua, grandine, e entrava nei garage anche dalla parte di là, proprio entrava, sembravano secchie di acqua. Se ti ricordo una cosa del genere quando c'è stata la tromba d'aria a Conegliano il 5 agosto. Poi io non ho più visto una cosa del genere. Nuvole nere, infatti abbiamo detto guarda a Santa Lucia come piove e poi è arrivato il disastro qui. Sì, è brutto, ma è una cosa brutta, sì. L'ho anche documentato, ho fatto un filmato per vedere, perché così, per ricordo anche di questa cosa. Sì. Sul Grappa adesso salva un uomo che stava per buttarsi da un burrone legando l'auto a un albero, provvidenziale intervento di una guida alpina nel pomeriggio. Siamo a Borso. Ho allertato il 112 dicendo appunto che c'era questa macchina messa in posizione strana, che se fosse il motore acceso, se ingranava la marcia, sarebbe caduto giù per il decollo. È così che Gianluca Bellin, esperta guida alpina, ha contribuito a salvare un uomo che nel pomeriggio a Borso del Grappa, al decollo dei Parapendi Stella, si trovava con la propria auto in una posizione critica a pochi metri dalla caduta verso un burrone. Dovevo andare verso Cima Grappa e fare il giro dei locali e dei luoghi di massimo assembramento per apporre questo cartello fatto dall'IPA per sensibilizzare le persone che andranno su in Cima Grappa a soggiornare o a fare festa di portare via le immondizie rispetto al territorio e via discorrendo. Mentre salivo in località di Stella, praticamente lì c'è un decollo per il parapendio e ho notato che c'era questa macchina parcheggiata, diciamo male, più che parcheggiata sembrava che stesse cadendo verso il decollo del parapendio. Sono fermato e ho chiesto al conducente se aveva qualche problema. Ho visto che la persona era parecchio scossa, parlava al telefono, piangeva, era sconvolto e lì ho capito che c'era qualcosa che non andava. Vista la situazione è stato dato l'allarme. Sul posto le forze dell'ordine assieme ai vigili del fuoco, presenti anche gli operatori del consorzio turistico Vivere il Grappa, operativi nell'allestimento in vista del passaggio del Giro d'Italia previsto per sabato. Gianluca con una tecnica ha consentito di evitare il peggio. Mentre eravamo lì, mentre la polizia e i carabinieri cercavano di interpellare la persona, io ho visto che c'era il gancio traino dietro della macchina, c'era il foro per il gancio traino, ho messo il gancio traino, ho attaccato la macchina, l'ho ancorata a un palo di sicurezza e ho messo in tensione la corda, così che speravo che non dovesse subire, no? Quindi cosa è successo? Sono arrivati anche i vigili del fuoco, è arrivato anche il soccorso alpino, l'ambulanza, probabilmente la persona fu un po' agitata, ha ingranato la marcia, ma a quel punto ha fermato subito la sua corsa, probabilmente grazie alla corda che avevo posizionato. L'uomo alla fine è uscito dall'auto ed è stato affidato ai sanitari per tutti i successivi accertamenti. E dunque l'avete sentito, questa guida alpina si stava recando sul Grappa dove sabato arriverà il Giro d'Italia per posizionare anche una serie di cartelli, quindi provvidenziale è stato questo lavoro che stava svolgendo di monitoraggio. Di Giro d'Italia parliamo adesso con una premessa però, perché c'è stato un episodio molto particolare poco prima del passaggio per le strade trevigiane di questa 18ª tappa della Corsa Rosa che è arrivata in Veneto.
Veneto. In Viale della Repubblica, davanti all'altezza della pizzeria da Pino, poco prima del passaggio della carovana e dei ciclisti, dei passanti hanno notato un gran numero di chiodi in strada, dunque sparsi sull'asfalto. Hanno allertato le forze dell'ordine che prontamente sono intervenute per rimuoverli. Segnalazioni anche nel quartiere di San Giuseppe, ma su questo però non ci sono al momento proprio da parte delle forze dell'ordine dei riscontri. Fortunatamente nessuno si è dunque fatto male, è rimasto ferito, ma si sta indagando. E allora vediamo adesso quella che è stata l'attesa oggi nella Marca per il passaggio del Giro, che da Valdobbiadene, scendendo dal Bellunese, ha raggiunto Sernaglia e poi è sceso lungo la Pontebana fino al capoluogo e a Zero Branco. Mi sono messa pure gli occhiali a cuore. Oddio, scusa. Spero che non vengo su Antena 3. Certo che va su Antena 3. Ah, perfetto. Entusiasmo e allegria per la 18ª tappa del Giro d'Italia che ha percorso le strade della Marca, da Valdobbiadene a Zero Branco, passando per il capoluogo. Intergiro a Villorba, dove le strade interessate sono state chiuse dalle 13 ore, in cui curiosi e appassionati hanno cominciato a radunarsi in attesa della carovana e del passaggio degli atleti. Sempre bellissimo e ogni anno comunque partecipiamo. È sempre un bel evento, poi noi siamo di famiglia, avevamo i genitori che ci hanno trasmesso questa passione e quindi siamo felici di portare avanti questa tradizione. Io sono venuto da Macerata per vedere il passaggio dei corridori. Da ciclista è molto bello vedere passare un evento molto importante come il Giro d'Italia per la tua città. Vi spiego questa foto, c'è Fausto Coppi e Bartali. Fausto Coppi in maglia iridata, Bartali maglia tricolore. Vedete, io sono tra le gambe di Coppi e Bartali mi guarda male perché non ho voluto fare la foto vicino a Bartali, ho voluto farla vicino a Fausto Coppi. Di solito vado a vederli in montagna, ma oggi qua. Giochiamo in casa oggi? Sì, giochiamo in casa, veramente. Passaggio degli atleti davanti a Pinarello, il saluto degli sportivi durante la sfilata. Continuiamo in casa, le biciclette passano davanti alla nostra azienda, noi siamo molto contenti, soprattutto perché è un messaggio che noi vogliamo continuare a dare il più possibile per difendere questo prodotto che è la bicicletta. Noi sponsorizziamo una squadra. Non credo vinceremo quest'anno, però fino alla fine lotteremo. Però più che altro una festa per Villorba sicuramente e anche per il comune di Treviso. Tifo da stadio per i primi 4 corridori e da Filippo Fiorelli a vincere l'Intergiro di Villorba. Bisognava esserci e adesso sabato andiamo su in cima a Grappa a vederli. Meteo permettendo? Ma no, il meteo almeno è la bicicletta che un po' manca. O il fisico? Anche quello, è l'età. Sempre un grande calore da parte dei trevigiani per il Giro d'Italia, che tornerà nella Marca, nell'Alta Marca, nella fattispecie sabato. Allora, in attesa cambiamo tema e parliamo di sanità, perché i sindacati tornano all'attacco facendo il punto sui dati relativi alla diminuzione dei posti letto nei reparti ospedalieri, alle carenze d'organico. Parliamo dell'ULSS 2, la CGIL torna a chiedere di arrestare questa avanzata del privato sul pubblico, immediata la replica del direttore generale Benazzi. È come se noi avessimo una macchina e andassimo a correre per le strade in prima o in seconda e non siamo in grado di andare in terza, in quarta oppure in quinta. Nuovo capitolo del braccio di ferro tra sindacati e ULSS 2 sulle carenze d'organico in sanità e il progressivo sbilanciamento dei servizi dal pubblico verso il privato. Numeri alla mano, tra il 2019 e il 2023 sono diminuiti posti letto e risorse umane. Abbiamo un calo di posti letto in 6 anni di meno 57, di cui alcuni reparti più colpiti come l'area medica meno 67. Lo stesso vale per il personale, sempre riparametrato a livelli minimi con meno 20 infermieri in media e personale sociosanitario meno 6.
Questo mette in discussione la tenuta dell'assistenza ospedaliera. Carenze di organico e investimenti sempre più esigui. Non è possibile che noi abbiamo a livello nazionale, che poi si ripercuote anche a livello regionale, un investimento sul PIL del 6% anziché il 10% come alla Germania, e ogni punto di PIL vale 15 miliardi. La sanità, anche quella trevigiana, si sta sempre più privatizzando e noi crediamo che la prima vera soluzione sia decidere che politicamente la sanità diventa uno dei punti all'ordine del giorno seriamente dell'agenda politica di questo Paese, implementando il Servizio Sanitario Nazionale. Il tema oggi non è quello di dire chiudiamo le strutture private, ma è proviamo a capire come i soldi vengono spesi e quindi provare a rimettere dritta una barra che se no avrà chiaramente un epilogo molto chiaro. Con la sanità privata, conclude Casarin, che rischia di prevalere. Uno scenario che il direttore generale Francesco Benazzi respinge con fermezza. La Marca e il Veneto, dice, registrano in realtà un valore relativo alle prestazioni del privato accreditato tra i più bassi d'Italia rispetto al pubblico, il 14% dei ricoveri, il 6,6% delle visite specialistiche. Il privato accreditato costituisce un valore aggiunto, aggiunge Benazzi, aiuta il pubblico quando serve ma senza fare quel che vuole. Siamo noi, conclude il DG, a decidere. Cambio del medico di base a Trevignano, siamo in una frazione, l'azienda sanitaria al lavoro per trovare un professionista che possa operare al posto del dottore andato recentemente in pensione. Stiamo lavorando con l'ordine dei medici eccetera per trovare nel tempo più breve possibile un medico da inserire nuovamente in questa realtà. Con queste parole il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana Francesco Benazzi rassicura i residenti di Musano di Trevignano che in questi giorni stanno effettuando il cambio del medico di base dopo il termine dell'attività del dottor Giovanni Battista Sponza, storico professionista di questa frazione. Il problema, come raccontato ai nostri microfoni la scorsa settimana, riguarda 1800 persone. Il medico più vicino è a Cairano di San Marco e la criticità riguarda gli anziani che dovranno spostarsi di circa 15 chilometri. L'azienda sanitaria è al lavoro. Chiaro che i medici i primi incarichi che noi diamo sono incarichi provvisori, quindi poi quando i colleghi prendono un incarico definitivo devono obbligatoriamente spostarsi in base a una graduatoria che viene fatta dall'azienda zero. In questi giorni i residenti si sono recati a Casa Zanette, convocati dall'ULSS, per effettuare il cambio. In attesa di un eventuale nuovo medico è stata spedita nelle ultime ore una lettera indirizzata all'azienda sanitaria, alla regione e per conoscenza al comune. Nella missiva i cittadini chiedono, oltre al professionista, l'individuazione di una sede che possa venir loro incontro, soprattutto da un punto di vista logistico, pensando in primis a chi è più avanti con l'età. Questo dunque accade a Musano di Trevignano. Noi adesso andiamo in pubblicità qualche istante e torniamo tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta con l'edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Si avvicina il tempo di riapertura delle malghe sul Grappa e torna la polemica per la strada delle Meate che è chiusa da più di 3 anni. Allevatori esasperati sia per le difficoltà nel portare in montagna le mandrie, ma soprattutto per il danno economico che la chiusura continua a provocare. In questo momento le gallerie sono a posto, sarebbe ora che le lasciassero, però l'altro giorno c'erano là che stavano lavorando, tirando sulle reti, che è dall'autunno che hanno smesso di lavorare, potevano tirarle su quando volevano, o anche da aprile, perché da metà aprile forse che si può transitare, quindi c'era il periodo che si poteva fare. Ora sperano sul Giro d'Italia che imponga la riapertura della strada come via di fuga d'emergenza nella tappa che sabato passerà per Cimagrappa. Sono i malgari che dall'8 maggio del 2021 attendono che la strada delle Meate venga riaperta. Certo il cantiere era difficile per mettere in sicurezza le gallerie scavate nella roccia durante la Grande Guerra, così come intervenire su quella zona con condizioni climatiche non sempre favorevoli, ma le numerose promesse fatte dalla provincia finora si sono dimostrate tutte vane. È il 4º anno che carichiamo e la strada è chiusa e noi, il nostro formaggio e il nostro agriturismo purtroppo va in fumo perché abbiamo lavorato anche l'anno scorso e gli altri anni, ma diciamo l'anno scorso proprio metà, meno di metà. Già i miei familiari sono all'esasperazione, quindi dicono cosa andiamo su a fare, la strada è chiusa. Domenica questa prossima, il 26, si potrebbe aprire, a parte c'è il Giro d'Italia, quindi anche lì voglio vedere
quanta gente può transitare da quel posto. Tutti sconfortati quindi lungo il pian della Bala, anche per il trasporto degli animali in alpeggio. Qui da anni i malgari rischiano pur di portare a termine la monticazione. Mercoledì o giovedì al massimo, adesso dobbiamo vedere gli autisti come ci mettiamo d'accordo, e mercoledì o giovedì prossimo andiamo su, che vuol dire il 29 o il 30. Ma come fate se la strada è chiusa? Non te lo dico. Si parla tanto di abbandono della montagna, sottolineano i malgari, ma poi cosa si fa di concreto? E a loro non resta che piangere, o quasi. Comunque voi siete arrabbiati perché 4 anni... Arrabbiati? Cosa vuoi che ti dica? Vuoi che mi metta qui a piangere, no? Se no mi metto a piangere in diretta, ma purtroppo è questa per non dirti altro, perché sai come sono fatto. Interpellato, l'assessore provinciale delegato Claudio Sartor ci ha detto che l'ordinanza di riapertura sarebbe stata firmata oggi, ma guardando al passato e con il condizionale odierno non c'è che da sperare sulla corsa rosa, perché non sia l'ennesima promessa da marinaio del Grappa. E continuiamo a parlare di bicicletta, perché a San Biagio di Callalta c'è stata stamattina la partenza della tappa dedicata al mondo dell'e-bike. 5, 4, 3, 2, 1, in bocca al lupo! Una marca trevigiana tinta di rosa ha salutato a San Biagio di Callalta la partenza della 18ª tappa del Giro E, manifestazione ciclistica non competitiva, pedalata assistita, collegata al Giro d'Italia che grazie all'utilizzo della e-bike consente a ciclisti normalmente allenati di affrontare le salite di solito riservate ai campioni. È la sindaca Valentina Pillona a dare il via alla corsa prima di salire lei stessa in sella per affrontare insieme a sindaci e assessori della squadra ANCI i 78 km fino al traguardo di Padova. La prima volta sulle 2 ruote, di solito ero abituata ai pattini le 8, però insomma le ruote sono il nostro comune denominatore, quindi una nuova sfida. Una San Biagio in festa per salutare i ciclisti in gara, semplici appassionati delle 2 ruote, ma anche volti noti della televisione alla scoperta delle bellezze della marca. A parte il vino ci sono anche dei meravigliosi percorsi, sentieri, è veramente un posto magari meno conosciuto che va vissuto, ci sono dei ristoranti da paura, poi è veramente una città splendida. Tornerò presto. Un Giro E che avvicina alla bicicletta anche campioni di altre discipline sportive come l'ex sciatore Giorgio Rocca o la medaglia olimpica di pattinaggio sul ghiaccio lunga distanza Davide Ghiotto, che si sta preparando alle Olimpiadi di Milano Cortina. Oggi mettiamo un tassello in più perché ne approfittiamo di questa giornata per prepararci un po' con la bici. E naturalmente non potevano mancare i campioni di ciclismo del passato, dal 2 volte campione del mondo Gianni Bugno a Damiano Cunego, dal vincitore della Parigi-Roubaix Sonny Colbrelli a Claudio Chiappucci. È un modo di far conoscere la bici elettrica, ma non solo, perché si ha la possibilità ogni giorno di pedalare, di passare sotto lo striscione d'arrivo. È bello rivivere un po' l'emozione di un Giro d'Italia. E ora parliamo del concerto benefico promosso dall'Associazione Per Mio Figlio, che si occupa di raccolta fondi per i bimbi della pediatria. Sarà una serata all'insegna della solidarietà, quella che si terrà in via eccezionale all'Odissea di Spresiano. La musica come strumento di solidarietà, la musica per abbracciare i bambini. Così è stato pensato il Gran Concerto Per Mio Figlio, che ha l'obiettivo di far decollare progetti fondamentali per la pediatria e per i piccoli pazienti. La Stanza dei Sogni, che è in via di realizzazione, è un'area dove si cerca di alleviare il più possibile il dolore dei bambini ricoverati, ma in cantieri c'è un altro importante progetto. Il secondo progetto che sta partendo con i fondi che raccogliamo anche quest'anno è una stanza dedicata all'esame endoscopico del bambino, quindi anche qui una sala dedicata per attrezzature, per personale dedicato che ha fatto della formazione specifica per il trattamento del bambino e per l'umanizzazione con colori, con televisioni, con musiche per distrarre il bambino, dare la possibilità anche ai genitori di partecipare, eventualmente avvicinare e accompagnare il bambino. La discoteca Odissea di Spresiano per una sera si trasformerà in teatro, una sala concerti con tanto di posti numerati e con le file come a teatro. Ospite d'onore il tenore Francesco Grollo. Vogliamo che sia un abbraccio, infatti abbiamo pensato a una compagine importante musicale, siamo più di 100 musicisti sul palco, l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e poi 2 cori, 2 solisti d'eccezione
e soprattutto vogliamo lanciare questo messaggio che sia una coralità. Vogliamo che sia una coralità anche con il pubblico per un messaggio importante che va dato per il sostegno alla pediatria, ma non solo. Abbiamo abbracciato anche Musica per il Sociale, che vuole anche l'invito di qualche persona con disabilità, in modo che anche le persone più fragili, queste persone speciali, abbiano la possibilità di partecipare a questi eventi importanti. Una raccolta fondi organizzata dall'Associazione per mio figlio per realizzare iniziative e progetti di umanizzazione dei reparti di pediatria dell'azienda della Marca. L'appuntamento da non perdere è per giovedì 30 maggio all'Odissea. I biglietti si possono acquistare presso la biglietteria del locale oppure sono disponibili a questo link. Ogni nota suonata, ogni melodia interpretata e ogni applauso, ha spiegato il direttore generale Francesco Benazzi, saranno dedicati ad una nobile causa benefica. Un'occasione speciale per unire le forze e tenere alta l'attenzione nei confronti dei bambini. Basti pensare che nel 2023 a Treviso ci sono stati 1247 piccoli ricoverati. Nei primi 4 mesi del 2024 sono già 500. Ogni biglietto acquistato, ha concluso Benazzi, equivale ad un gesto di solidarietà. L'invito dunque è a partecipare. Adesso noi apriamo la pagina sul bellunese. L'ipotesi di utilizzare il fondo dei comuni di confine per sostenere i costi di gestione della pista da bob di Cortina per i prossimi 20 anni scuote il mondo politico e istituzionale, un braccio di ferro che non porta beneficio a nessuno, ha affermato il presidente del fondo Dario Bond. I blitz non si fanno. Quando ci sono queste cose qui, di solito, queste cose così importanti, di solito si procede con una concertazione. È balzato dalla sedia Dario Bond quando ieri si è diffusa la notizia che l'idea di utilizzare il fondo dei comuni di confine per coprire i costi di gestione post-olimpici della pista da bob di Cortina è più che un'ipotesi. Sul BUR della Regione martedì è stata pubblicata la delibera di Palazzo Balbi che contiene in allegato l'accordo di programma con il Comune di Cortina, la provincia di Belluno, le federazioni sportive e le province autonome di Trento e Bolzano, che mette nero su bianco l'impegno di altoatesini e trentini a sostenere per gli esercizi compresi fra il 2027 e il 2046 un importo annuo per garantire la continuità dell'utilizzo sportivo dell'impianto, destinando apposite risorse nell'ambito del Fondo Comuni Confinanti. Quei costi per i quali il sindaco di Cortina mesi fa non aveva esitato a dire che non lo facevano dormire. Imputare tutto a carico del fondo senza avvisare il fondo, comuni confinanti, e quindi un'offesa anche ai sindaci mi sembra una cosa sbagliata. Tranchant Dario Bond che spiega come quelle saranno spese correnti che il fondo non può pagare a meno che non si vada in Parlamento a cambiare le regole del gioco. Ma come può accadere una cosa del genere senza che il Presidente del fondo sappia nulla e alla fine ci si trova una cosa, una delibera, un accordo da deliberare e da approvare da parte dell'amministrazione provinciale e di altri enti interessati? Ripeto, io sono per collaborare, per guardarsi in faccia. L'accordo di programma è stato fermato 2 settimane fa a Palazzo Piloni. Il presidente Padrin ha deciso di non portarlo in Consiglio. Sono stati chiesti approfondimenti e a breve sarà convocata l'Assemblea dei Sindaci. La notizia, piombata come un fulmine a ciel sereno contemporaneamente alla bufera giudiziaria che ha scosso gli ex vertici della Fondazione Milano Cortina 2026, ha provocato reazioni forti da sinistra italiana. Il segretario provinciale Paolo Perenzin, ex consigliere provinciale, ricorda come lo scorso autunno sia stata approvata in provincia una delibera in cui si dichiara fortemente contraria all'utilizzo delle risorse del fondo per eventuali spese di gestione della pista da bob e di altri impianti realizzati per le Olimpiadi. No secco anche del PD. La Regione ha già deliberato, Cortina ha già deliberato, verosimilmente sono d'accordo anche Trento e Bolzano, bisogna capire il resto. Allora, delle due l'una, o la provincia non sapeva niente e allora vuol dire che non conta niente, oppure sapeva ma non lo ha detto. Scegliete voi cos'è peggio. Non si è tenuto oggi, data che era stata fissata dai PM di Milano, nell'invito a comparire l'interrogatorio di Vincenzo Novari, l'ex AD della Fondazione Milano Cortina 2026, indagato nell'inchiesta per corruzione e turbativa d'asta assieme all'ex dirigente Massimiliano Zucco e all'imprenditore Luca Tomassini. Da quanto si è saputo, infatti, il faccia a faccia coi PM previsto per oggi pomeriggio è stato aggiornato a un'altra data più avanti, ancora da fissare. La difesa dell'ex AD potrebbe aver chiesto
chiesto tempo prima di decidere di sottoporsi all'interrogatorio in fase di indagine. Intanto anche oggi nell'inchiesta condotta dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Milano sono proseguite le audizioni di testimoni anche sul capitolo delle assunzioni nella fondazione, per il quale è stato aperto un altro fascicolo per abuso d'ufficio e turbativa. Quest'ultimo reato serve per indagare anche su altri affidamenti sospetti di appalti. Partiti, liste e sindacati hanno condiviso un percorso unitario per commemorare in provincia i 100 anni dall'assassinio di Giacomo Matteotti, morto per mano fascista. Dal 31 maggio a fine giugno una rassegna culturale e apolitica per riaffermare il pensiero del politico appassionato che per le sue idee pagò con la vita. A Torino il 10 giugno si spegneranno le luci della Mole Antonelliana. In giro per l'Italia assemblee e manifestazioni per ricordare i 100 anni dal sequestro e dall'uccisione del deputato socialista Giacomo Matteotti. In provincia di Belluno l'assassinio di Matteotti sarà al centro di una rassegna che dal prossimo 31 maggio a fine giugno farà tappa a Belluno, Pieve di Cadore, Feltre e Agordo. Conferenze con storici di fama nazionale, mostre e un'installazione sonora a Belluno che diffonderà l'ultimo discorso alla Camera di Matteotti il 30 maggio 1924, subito dopo le elezioni, per denunciare violenze e brogli evidenti. Matteotti è certamente un grandissimo personaggio, al mio parere è il primo resistente e lo dovremmo mettere in prima fila e ricordarcelo. Piero Sommavilla rappresenta l'Ampi di Belluno che con il PD, Sinistra Italiana, Socialisti e Liberali, le liste civiche di sinistra di Belluno e Feltre e la CGIL sono promotori dell'iniziativa culturale che ricalca le orme di Matteotti, predicatore laico e politico appassionato, che fu anche segretario della Camera del Lavoro di Ferrara. Una storia meno conosciuta questa, ma lui capì prima di altri quale era l'importanza del lavoro nell'emancipazione delle masse, quali erano l'importanza delle condizioni di vita e di quelle salariali. Una rassegna per celebrare un padre della nostra democrazia, oggi non più scontata. Sento particolarmente l'angoscia per quello che può succedere, non tanto a me che ho vissuto, ma ai miei figli, ai miei nipoti e a tutta la gente. Ecco, io vedo qualche cosa che può assomigliare a una catastrofe globale. Credo che Matteotti sia una figura da ricordare anche per il coraggio che ebbe nel fare il suo discorso, simbolo di una politica appassionata che manca. C'è soddisfazione tra gli artiglieri bellunesi per il prossimo restauro del monumento al mulo e al suo conducente che da anni si trova in una condizione di degrado. Eccolo qui, collocato nel 1993 nei giardini del piazzale della stazione di Belluno, il monumento venne realizzato da Massimo Facchin, reduce di Russia, grazie al finanziamento dell'Associazione Nazionale Artiglieri d'Italia e a contributi raccolti in loco. Il monumento sarà ristrutturato grazie al contributo del Comune di Belluno e di Banca Prealpi San Biagio, che consentiranno di restituire il manufatto alla sua immagine originaria realizzata 30 anni fa. L'auspicio è che i lavori possano essere conclusi e inaugurati il prossimo 4 dicembre, Santa Barbara, patrona degli artiglieri. Era l'ultima notizia per questa sera, per questa nostra edizione. Grazie per averci seguito. A me non rimane che augurarvi una buona serata. Arrivederci.